una città al passo coi tempi, evoluta, dove ricca e con tante prerogative importanti sotto il profilo anche economico, è evidente. In questo momento a Treviso si parla molto di baby gang, quindi c'è questa preoccupazione. Guardi, tutte le preoccupazioni e tutti i fenomeni li analizzeremo, vedremo. Io parlerei di disagio sociale dei giovani, di un disagio sociale diffuso e generalizzato a tutte le province d'Italia, col quale sicuramente dobbiamo confrontarci. Lei ha detto che li incontrerà questi ragazzi. Beh sì, come ho già fatto nella precedente provincia che ho appena lasciato, voglio parlare con i giovani. Credo che la prevenzione e fare qualcosa per loro significhi anche incontrarli e esaminare con loro i problemi. Si può pensare a un tour del questore nelle scuole della città, della provincia? Adesso iniziamo con l'organizzazione, sono appena arrivata, ma sicuramente tra gli obiettivi c'è questo, perché ritengo che noi siamo, anche le istituzioni, siamo responsabili dei giovani e della crescita dei giovani, così come della società che gli lasceremo. E quindi la comunicazione con loro e fare conoscere anche la nostra istituzione è di fondamentale importanza. Lei propone una sorta di patto con i cittadini, una collaborazione, insomma. Sì, ecco, io chiedo fiducia ai cittadini, vorrei aprire questo rapporto di fiducia, la collaborazione. Noi faremo di tutto punto sulla prevenzione e faremo di tutto per prevenire. E se i cittadini, che sono i nostri occhi e le nostre orecchie, collaborano e si apre un rapporto di dialogo costruttivo, sicuramente ecco, faremo un salto di qualità. In questo periodo in cui c'è un po' di sfiducia in generale anche verso la norma, si sente di dire qualcosa ai cittadini anche per rassicurarli? Ma io credo che dobbiamo lavorare in rete e agire tutti insieme per arrivare a dei risultati che devono essere soprattutto, come ripeto, sotto il profilo della prevenzione. I cittadini devono sapere che le istituzioni collaborano, che c'è un rapporto, come già il prefetto, il sindaco, le altre forze dell'ordine, c'è un rapporto di coesione e di collaborazione finalizzato proprio a garantire la sicurezza dei cittadini. Una priorità anche quella delle violenze domestiche che lei vorrà affrontare, ci ha ricordato che esiste un istituto importante. Sì, la priorità delle violenze domestiche, nel colloquio con voi abbiamo parlato di prevenzione e ho ricordato che esiste uno strumento importante di prevenzione nell'ambito delle violenze domestiche che è l'istituto dell'ammonimento del questore, che comporta la possibilità di intervenire al primo schiaffo, anzi oggi grazie a delle modifiche legislative importanti anche prima del primo schiaffo, alla prima minaccia, e far sì che interrompendo il ciclo della violenza non si arrivi ai purtroppo tristissimi femminicidi che annoverano le nostre cronache. È un invito più che alle donne, a chi vive attorno alle famiglie dove possono avvenire queste violenze. Sì, siamo tutti responsabili delle donne vittime di violenza domestica. La collettività si deve sentire responsabile. La violenza domestica è un problema di tutti. Non è un problema solo della donna che la vive, della collettività. Chi sospetta o chi sa lo segnali perché c'è l'anonimato e magari può permettere alle forze dell'ordine di intervenire in tempo. Esatto, ha già imparato, perfetto. Una previsione per il suo lavoro, che cosa si aspetta, quali sono gli obiettivi che si è prefissata di ottenere? Ma gli obiettivi sono proseguire il lavoro della collega che ha già iniziato e ha fatto un ottimo lavoro.
proseguire in sinergia e in collaborazione con l'amministrazione comunale, con il coordinamento del prefetto e le altre forze dell'ordine. Io punto tutto sulla prevenzione, il mio cavallo di battaglia è la prevenzione. No,